Oggi siamo a Castelnuovo Don Bosco, siamo tornati qua, siamo venuti a visitare l'abbazia di Vezzolano, abbiamo fatto una bellissima giornata, siamo appena usciti dal pranzo e potete immaginare che pranzo a base di tartufo, una meraviglia. Oggi siamo felici di aver festeggiato questa straordinaria coppia che ha festeggiato con noi 60 anni di matrimonio, un augurio veramente speciale di una vita serena, bellissima, tutti e due insieme che si vogliono bene, quindi tanti cari auguri a voi due. Grazie, un bacio. Noi ringraziamo a Re Biscottine e la Cunetta per questa splendida giornata che abbiamo passato. Siamo contentissimi e speriamo di venirci ancora un'altra volta. La nostra è l'associazione culturale Re Biscottino e allora noi a fronte di questo fatto facciamo sempre qualcosa di culturale. L'altra volta che siamo andati a Carmagnola abbiamo fatto la visita al castello di Racconigi. Oggi abbiamo fatto l'abbazia di Vezzolano, che è una cosa eccezionale, e infatti noi continuiamo a guardare fuori dei nostri confini, ma abbiamo delle cose meravigliose. Comunque noi anche oggi abbiamo ottenuto quello che volevamo, di portare tanta gente a vedere cose che la cultura impegna e star bene gastronomicamente, perché qui siamo nel Monferrato, siamo nel Basso Monferrato, per cui va tutto bene. Stiamo organizzando queste gite, non l'abbiamo mai detto, perché quest'anno organizzeremo noi il carnevale, tra miliardi di difficoltà, perché come sapete insomma ci sono tante difficoltà economiche e quindi stiamo cercando di far di tutto, stiamo mettendo in piedi un giornalino pubblicitario, quindi stiamo girando per raccogliere un po' di fondi, speriamo di farcela, speriamo che qualcuno ci aiuti, che riusciamo a mettere... dire aiutateci! Allora facciamo queste piccole gite, noi siamo una Ollus senza scopo di lucro, le stiamo facendo a dei prezzi veramente stracciati, non guadagniamo quasi niente, ma quel poco che si riesce a portare a casa è tutto per il carnevale. Va bene, vi aspettiamo tutti, arrivederci alla prossima occasione. E ringraziamo Vita Novara che ci segue sempre.